Turismo a Ferragosto, tengono mare e montagna, crollano le città d'arte. Per l'assessore al turismo regionale Caner si è comunque salvato il salvabile. A Venezia, la città più in deflazione d'Italia, quasi il 2% della riduzione dei prezzi. Al secondo posto sempre una città del Veneto, Verona, con meno 1,5, segno della grave crisi che sta attraversando il territorio, dicono gli esperti. Aperte molte aziende, ma anche vari ristoranti, niente ferie per chi è stato costretto allo stop in primavera, ma ci sono anche aziende che stanno addirittura assumendo in questa anomala estate. Per chi sceglie la montagna nel weekend, scenario che può nascondere numerose insidie, i consigli del Soccorso Alpino di Belluno. Approfittando della nuova procedura di attivazione online, durante il lockdown sono sorte nuove start-up con una ripartizione geografica che dimostra come dove ci sono le università c'è anche l'innovazione. Il complesso Serenissima in Vianelli a Padova, entro il mese di agosto sarà battuta l'ultima palazzina. Il vice sindaco Michalizzi dice una data storica per la città. Gatti e modelle tatuati, un abbinamento colorato inedito, ne parla la mostra inaugurata al Lido di Venezia, opera dell'artista vicentina Marianna Zampieri. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben ritrovati. Allora, in questa giornata particolare facciamo il punto in apertura sul Ferragosto e sul turismo a Ferragosto in Veneto. Gli ultimi dati dicono che tengono mare e montagna, crollano le città d'arte dove pesa la diminuzione dei flussi internazionali. Per l'assessore regionale al turismo Federico Caner si è comunque salvato il salvabile. Gli stranieri sono tornati al mare e i giovani in montagna. Questa dunque la fotografia regionale di quanto sta accadendo in Veneto nel turismo. Quando eravamo a marzo, aprile, anche a maggio, io sentivo gli albergatori, gli operatori che dicevano è finita, siamo morti, l'estate non si potrà partire. Invece devo dire che abbiamo sicuramente cominciato in ritardo, però già a giugno si era mosso qualcosa, a luglio è aumentato con un piccolo ritorno del Covid, quindi la curva si era riabbassata, però è ripartita alla grande ad agosto e a settembre. Quindi insomma posso dire che almeno abbiamo salvato una parte della stagione. Stagione salva, almeno guardando alle premesse di fine primavera, con un agosto in forte recupero. Certo, i conti si faranno alla fine e delineeranno un turismo a 2 se non di più velocità. Tiene in questo Ferragosto la costa veneta con il ritorno degli stranieri. Abbiamo un'occupazione, un tasso di occupazione medio che è anche superiore all'80% in tutta la costa veneta. Poi ovviamente vanno fatte delle diversificazioni a seconda della località, quindi Jesolo, Bibione, Caorle, però diciamo che la media è oltre all'80%. Questo è un dato molto positivo, anche perché ciò che stiamo riscontrando è il ritorno degli stranieri, quando solitamente il mese di agosto era il mese degli italiani. 80% di occupazione media stando ai dati della Regione Veneto per questo Ferragosto anche in montagna, dove si assiste a un altro fenomeno. E qui c'è un dato molto interessante che mi fa anche particolarmente piacere, cioè il fatto che c'è il ritorno dei giovani in montagna. Tra i 25 e i 50 anni i giovani stanno tornando in montagna, quando solitamente negli anni scorsi era un turismo, non dico anziano, ma con una soglia un po' più elevata in termini di età dei turisti, dei partecipanti. Quindi questo è sicuramente un dato importante, così come anche abbiamo un ritorno del turismo femminile proprio in montagna. Ferragosto in recupero anche sul lago di Garda, stando ai dati della regione, mentre il crollo è evidente nelle città d'arte. Qui la situazione è quasi opposta, il tasso di occupazione nelle strutture alberghiere, non solo, anche extra alberghiere, è di circa il 20%, addirittura in certe località, in certe città abbiamo una chiusura dei grandi alberghi, quasi il 50% delle strutture alberghiere, quelle di grandi dimensioni, hanno chiuso, quindi le città stanno soffrendo soprattutto per la mancanza del turismo internazionale. A pesare in questo caso è la situazione mondiale, con lo stop a tante tratte, cartina di tornasole la desolazione degli scali aeroportuali veneti. Siamo pronti a riaprire subito, stiamo facendo anche accordi con SAV per stimolare le compagnie aeree anche dal punto di vista della promozione commerciale, quindi creare dei pacchetti insieme per stimolarli a volare su Treviso e su Venezia. Allora, parlavamo delle città d'arte, in crisi, soprattutto evidentemente Venezia, e Venezia fa registrare un dato davvero particolare. Il calo dei consumi dovuto al coronavirus ha provocato un abbassamento dei prezzi che secondo l'Istat ha raggiunto il suo picco proprio a Venezia, è diventata la città con più deflazione d'Italia.
Venezia è la capitale nazionale della deflazione e il Veneto la regione in cui c'è stata la maggiore riduzione di prezzi in Italia. In città l'inflazione annua di luglio segna un meno 1,8% su base annua. Secondo i dati dell'Istat, che peraltro vedono Verona in seconda posizione, Venezia batte in classifica non solo tutti gli altri capoluoghi di provincia, ma anche tutte le città che hanno partecipato alla rilevazione. È l'effetto del crollo dei consumi provocato dalla crisi innescata dal Covid-19. Ad incidere su Venezia è che al calo delle vendite, registrato un po' ovunque, si è aggiunto in un'economia a forte trazione turistica il mancato apporto di un settore entrato inevitabilmente in una forte crisi. Basti pensare, ha osservato Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, che mentre la divisione di spesa dei servizi ricettivi e di ristorazione in Italia ha avuto un calo medio dei prezzi dello 0,2%, a Venezia si è registrato un crollo da record, meno 7% su base annua. In una nazione come la nostra, che all'epoca della lira per almeno un paio di decenni ha sentito parlare solo di inflazione, peraltro capace di raggiungere picchi attorno al 20%, la deflazione può anche avere effetti positivi. La flessione dei prezzi dell'1,8% di Venezia, ad esempio, secondo l'Unione Consumatori consentirà ad una famiglia media di risparmiare 481 euro all'anno. In Veneto, dove la riduzione dei prezzi è stimato all'1%, permetterà ad una famiglia media una minor spesa pari a 249 euro. La deflazione però può anche innescare processi di recessione, dove il calo della produzione si traduce anche in un calo di posti di lavoro. Una delle tante conseguenze di un periodo che pone l'intera economia di fronte alla sfida della ripresa. Abbiamo parlato con l'assessore Caner dunque del turismo, ovviamente abbiamo raccolto anche le impressioni dei cittadini, dei veneti su quello che sarà il loro weekend, quello che è questo weekend di Ferragosto per loro. A Treviso ad esempio cittadini divisi tra chi andrà al mare, chi andrà in montagna, chi resterà a casa e chi anche lavorerà. Chi preferisce restare a casa, chi si apre alle città d'arte, le gite al mare in giornata restano le privilegiate, ma anche la montagna è meta scelta dai trevigiani per trascorrere il weekend di Ferragosto in famiglia. Al mare, Jesolo, Lignano e Caorle. No, ma Padova. Anche Padova, Colli Euganei. Qua nei dintorni. Perché paura? No, quest'anno le vacanze saranno sicuramente più brevi e vicine insomma a casa e quindi non spostandoci non andremo neanche distanti insomma. Già Jesolo è insomma, adesso con la situazione che c'è, sì, non è il massimo neanche lì a dire la verità perché anche sabato scorso c'era tanta gente senza mascherine, però insomma non si può neanche chiudersi in casa, ecco. Cortina, Auronzo, quelle zone là. A casa, in famiglia. Perché mi piace trascorrerlo a casa e non in mezzo alle persone. Perché quest'anno c'è un po' di paura? Beh, non è questione di paura, vado dopo Ferragosto in ferie. Vado al sicuro in Italia, non vado all'estero. A casa. Perché? Perché abbiamo finito le ferie. In gita sì, ma rigorosamente in Italia, vicino casa la paura da contagio si fa sentire. Sì, un po' il timore di contagi, ma proprio perché lavorativamente non si può. Si lavora anche in Ferragosto? Si lavora, certo che sì, tutti qua. E lei? A casa, ma perché non ho ancora organizzato niente. In Toscana, in un agriturismo. Avete scelto l'Italia per qualche ragione? Beh, anche per questo e anche perché abbiamo tante belle cose da scoprire, quindi abbiamo preferito rimanere qua. Quindi un po' paura? Beh, diciamo che ci si sente più tranquilli a non fare progetti all'estero quest'estate. C'è anche chi sta pagando le chiusure del lockdown e il Ferragosto lo passa a lavoro. Si lavora. Ah, dove? In negozio. Quindi si tiene aperto anche Ferragosto? Ma sì, chiuderò a Ferragosto, il 9, sì, il 15, il 14, il 15, cos'è, il 16, domenica, e poi si lavora. Siamo stati chiusi 10 settimane forzatamente. Allora fra poco sentiremo proprio di chi resta al lavoro a Ferragosto. Prima però, visto che abbiamo parlato anche della gente che sceglie di andare in montagna in questo ponte di Ferragosto, per chi sceglie la montagna, uno scenario che purtroppo come sappiamo può rivelare molte insidie, sentiamo allora i consigli che abbiamo raccolto dagli esperti del soccorso alpino bellunese, consigli molto importanti, sentiamoli. Un vademecum che vuole riassumere gli atteggiamenti fondamentali prima di approcciarci a una gita, no? Quindi nella prima parte valutare soprattutto le condizioni meteo,
Avete visto che in queste giornate, in questi giorni di afa, nel primo pomeriggio già inizia a nuvolare e si possono creare i temporali classici che si sviluppano in montagna, che possono creare veramente situazioni pericolose, l'abbiamo visto anche nella cronaca di questi giorni. Quindi chiediamo con forza che le gite si protraggano fino al primo pomeriggio, poi oltre significa esporsi a dei rischi che possiamo evitare tranquillamente. Poi il caldo ci aggrada per frequentare la montagna, dall'altra parte può diventare un aspetto un po' meno gradevole, no? Camminare sotto il sole, fare grosse pendenze non è mai piacevole, soprattutto per i nostri bambini. Quindi chiediamo che le gite siano commisurate alle capacità del più debole del gruppo, no? Non debole nel senso negativo, ma della persona che ha le competenze minori. Questo perché un bambino, un ragazzino, quando ha fatto 500-600 metri di dislivello è già sufficiente nella giornata, con uno sviluppo di 3-5 km. Quindi gli accessi ai rifugi sono belli da fare, andare oltre magari con un ragazzino i primi giorni che non è abituato a camminare, si consiglia di fare gite ben più contenute. L'altra cosa importantissima da fare è sentiero, sui social, sulle cartografie si può valutare molto bene il tracciato e anche il dislivello che ha quel tipo di sentiero. Poi vi sono i siti istituzionali del CAI, delle guide alpine, del soccorso stesso, che possiamo dare quelle indicazioni di dettaglio laddove non troviate. Chiediamo all'utente che sia dotato di assicurazione. Questo perché non in tutte le regioni, ma nella regione Veneto, l'utente che viene soccorso compartecipa a una spesa del recupero. Quindi con delle piccole assicurazioni, vuoi quella del CAI, vuoi Dolomiti Emergency nella nostra zona, che sono le più gettonate, si possono avere con poche decine di euro un'assicurazione che copre per intero la spesa di trasporto con una piccola franchigia. Quindi al pari della maglia di ricambio, della camicia e dell'intimo, chiediamo con forza che ci sia questa attenzione anche a questo aspetto, perché per una famiglia coprire poi le spese di trasporto diventa un problema. A tutti gli amici che ci vengono a trovare in Dolomiti, soprattutto quegli amici un po' più particolari, i funamboli li chiamiamo, no? Coloro che fanno linee in corda e dopo ci camminano sopra come i funamboli, no? È un'attività bellissima da fare, però in questo periodo in alcune aree delle Dolomiti andare da un'aguglia all'altra potrebbe diventare un pericolo, non tanto per l'esposizione a rischio che hanno queste persone, ma quanto perché se arriva un mezzo aereo, vuoi il soccorso alpino, vuoi l'antincendio, vuoi i vigili del fuoco, vuoi la finanza, vuoi chiunque vola a bassa quota, quell'ostacolo diventa un problema veramente grande. Questi consigli del soccorso alpino. Torniamo a parlare allora di lavoro. Abbiamo sentito prima che c'è chi lavora anche in questo ponte di Ferragosto e non sono pochi. Ferragosto lavora per molte aziende, ma anche bar e ristoranti. Ci sono anche aziende che stanno addirittura assumendo in questa anomala estate 2020. Un Ferragosto di lavoro per molti, sia nel settore industriale e artigianale che nel commercio e nella ristorazione. Il lungo stop legato al lockdown impone a numerose realtà trevigiane di non fermarsi in queste settimane tradizionalmente coperte dalle ferie, e c'è chi addirittura ricorre al lavoro straordinario o assume, come De Longhi, Electrolux, Zoppas. Noi possiamo soltanto che accogliere favorevolmente se c'è un rimbalzo della situazione di crisi e per cui una nuova necessità di lavoro. I lavoratori non si sono mai tirati indietro di fronte alle responsabilità, questo lo voglio dire in maniera molto chiara, e il sindacato lo stesso. È ovvio che tutto va regolato e regolamentato proprio per salvaguardare, come dire, la miglior capacità lavorativa e anche la tenuta psicofisica dei lavoratori. Ovviamente non tutto è rose e fiori in questo frangente. Il cosiddetto decreto agosto varato dal governo serve a sostenere anche chi non sta ancora vivendo la sua ripartenza, ed è a queste attività che il sindacato guarda con preoccupazione. Ci sono realtà che purtroppo non hanno ancora ripreso il lavoro e a queste bisognerà capire anche qual è la prospettiva e come dire, le ultime notizie dal decreto
agosto del governo danno ancora uno spiraglio di ossigeno proprio per poter traguardare il periodo di difficoltà. Sia gli industriali che la Camera di Commercio hanno tracciato un bilancio di perdita della produzione nel secondo trimestre dell'anno molto pesante per la marca, oltre il 20%, con lo spiraglio però della buona prospettiva di un rimbalzo positivo nei 3 mesi successivi. Attenzione però, secondo Visentin, a creare le condizioni perché ci sia effettivamente. Occorre impedire nuove restrizioni. E il rimbalzo c'è e ci sarà se ognuno fa la propria parte, soprattutto mantenendo alta l'attenzione rispetto alla malattia e a come va trattata. La sanità adesso, andiamo a Bassano, cerchiamo di capire cosa accade quando entriamo in un pronto soccorso ai tempi ancora del Covid, ben sapendo che però i numeri sono tornati ad essere quelli dello scorso anno e in aumento anche per gli effetti dei malori dovuti alla calura estiva. Cosa avviene adesso quando ci rechiamo al pronto soccorso? Adesso inteso come tempo del Covid, dove sono cambiati davvero molti protocolli di sicurezza, soprattutto nell'accettazione dei pazienti. Abbiamo un filtro pre-Covid, pre-triage. Allora, prima dell'accesso del triage, già dall'emergenza Covid, abbiamo all'ingresso del personale formato che misura la temperatura corporea e fa alcune domande all'utenza, alcune domande finalizzate alla comprensione di possibili malattie che possono relazionarsi col Covid. Questo è un pre-triage che viene fatto, diciamo, prima del triage vero e proprio e serve a definire 2 percorsi, diciamo quello pulito e quello, diciamo, infetto, in modo tale che già nella nostra sala di attesa, già da mesi, abbiamo la possibilità di separare i 2 tipi di utenti, tutti forniti comunque di mascherina. Negli utenti che devono fare una valutazione da parte di un infermiere preposto per l'area Covid, c'è un ulteriore triage interno per definire il percorso e il codice triage da attribuire e a tutti quanti, se diciamo la sintomatologia e lo score attribuito è di una particolare entità, vengono fatti degli esami del sangue, i raggi del torace, una valutazione da parte del medico, anche eventualmente con un'ecografia del torace e il tampone naturalmente. Abbiamo visto sanitari uscire veramente bardati come se fosse Covid e qualcuno ha chiamato in redazione spaventando su Covid. In realtà di cosa si tratta? No, allora voglio tranquillizzare tutti quanti perché questo fa parte del nostro pronto soccorso. Allora quando la centrale operativa, cioè il 118, ci avvisa che dobbiamo andare a prendere una persona, un paziente che ha febbre, ecco il protocollo diciamo permette una garanzia ulteriore, è un protocollo di sorveglianza per cui i nostri soccorritori escono appunto così bardati, ma è una protezione insomma personale per tutelare appunto il paziente. Come sempre, la raccomandazione è di recarsi al pronto soccorso soltanto se veramente urgente. Mascherina, pulizia delle mani e distanziamento fanno il resto. Qualche istante di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in diretta, andiamo a Padova, il complesso Serenissima di Via Anelli, perché entro il mese di agosto sarà abbattuta l'ultima palazzina e il vice sindaco Micalizzi dice sarà una data storica per la città. Via Anelli, agosto è il mese dell'abbattimento dell'ultima palazzina. È l'appuntamento con la storia di questa città dove il complesso Serenissima, che ha reso quel quartiere, la Stanga, ma tutta la città di Padova famosa per quanto accadeva, quindi non certo per una situazione positiva, grande disagio vissuto soprattutto dai residenti della zona. L'agosto sarà l'anno in cui il complesso Serenissima non esisterà più, verrà cancellato. L'avevamo detto che ci saremmo impegnati in questo risultato e in questi 3 anni abbiamo acquistato 200 appartamenti da 200 proprietari diversi. Abbiamo
dopodiché confezionato un accordo con il demanio dello Stato per dare un futuro a quell'area, perché lì dove c'era la criminalità sorgerà la nuova questura di Padova, dando anche una nuova funzione, un nuovo futuro a quella zona, riportando anche nuovo interesse, rivalutando le aree che al tempo del degrado di Vianelli erano andate svalutate. In agosto quindi demoliamo l'ultima palazzina, abbiamo affrontato anche con grande determinazione il tema dell'amianto, che ci ha costretto ad un lavoro molto, molto impegnativo, ma lo abbiamo fatto e ora finalmente siamo alla conclusione. È anche spettacolare vedere quello che un tempo era, come dire, un luogo di, come dire, occupato da palazzine piuttosto importanti, oggi deserto, ci sono i cumuli, i detriti di quelle che erano le palazzine di Vianelli. Torniamo a parlare di Covid, o meglio del lockdown, perché approfittando della nuova procedura di attivazione online, anche durante il lockdown sono sorte nuove start-up. 400 quelle in Veneto, secondo la ricognizione del Ministero dello Sviluppo Economico, con una ripartizione geografica che dimostra come, dove ci sono le università, c'è anche l'innovazione. Ecco perché, dice il presidente della Camera di Commercio di Treviso, Mario Pozza, la città, il capoluogo della Marca, non deve perdere assolutamente l'università. Start-up e università, uno studio del Ministero per l'Economia e lo Sviluppo, in collaborazione con Infocamere e Unioncamere, mette in evidenza come la gran parte delle nuove imprese nasca laddove ci sono atenei e con essi ricerca. Uno spunto che fa dire al presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, Mario Pozza, che la Marca non può fare a meno di questa presenza se vuole investire sul proprio futuro e la propria crescita. Ma direi che è la prova del 9, dove c'è la ricerca, dove c'è l'università, c'è innovazione, c'è stimolo e soprattutto i giovani rimangono nel territorio. È una prova, come dicevo prima, che conferma che se Treviso dovesse perdere le università o dei corsi, scenderebbe da questa lista. La Lombardia è la prima regione in Italia, il Veneto è la seconda, con quasi 400 start-up, e credo che questo sia motivo direi di orgoglio per le università venete, ma soprattutto anche per il tessuto imprenditoriale nostro, ecco. Quindi credo che bisogna continuare a investire, insistere, soprattutto perché Treviso ha già perso lo UAV, non perda altre facoltà. Occorre un impegno comune per il mantenimento dell'università a Treviso, ribadisce Pozza, ma si tratta di uno sforzo oneroso, come hanno dimostrato le cifre destinate a questo ambito da Fondazione Cassamarca, 160 milioni di euro in 20 anni. A questo proposito, per il presidente della Camera di Commercio, anche il mondo produttivo potrebbe fare la sua parte. Io credo che oltre alle istituzioni pubbliche ci possa essere magari anche un intervento del mondo dell'imprenditoria. Noi purtroppo come sistema camerale non lo possiamo più fare perché abbiamo i tagli dell'entrata del 60% e quindi più di quello, però ci sono tante realtà multinazionali nella nostra regione, soprattutto in provincia di Treviso e di Belluno, che possono dare un contributo, ma non serve un grande contributo, basta poco. È la goccia che fa il litro. Avendo tante imprese, avendo questa fortuna, con un po' di intervento, e qui la tassazione dovrebbe andare incontro in maniera più efficace, in modo tale che l'imprenditore possa aiutare anche il mondo della ricerca e il mondo dell'università. Al Lido di Venezia adesso, ed è un argomento completamente diverso evidentemente, per una mostra molto particolare che è aperta fino al 12 di settembre. Guardiamo. Gatti e modelle tatuate, un abbinamento davvero colorato e inedito. Ne parla la mostra inaugurata al Bar Maretti in Gambiare al Lido di Venezia, opera dell'artista vicentina Marianna Zampieri, con la casa editrice veneziana El Cuero, dell'editore Davide Rivieri, veneziano di Sant'Elena. Un progetto fotografico nuovo, appena iniziato, che riguarda le ragazze tatuate fotografate assieme ai loro gatti. Quindi un progetto molto colorato, a differenza di tutti i progetti che ho realizzato fino adesso, solitamente erano foto in bianco e nero, questo ho avuto proprio l'esigenza di fare qualcosa di estremamente colorato, quindi tatuaggi e gatti insieme. La mostra rimarrà allestita e visitabile ad ingresso libero fino al 12 settembre, giornata conclusiva della Mostra del Cinema,
cinema e darà vita anche a un calendario 2021 fresco di stampa. Sono una tagattofila, come amo definirmi. La fotografia è nata in seguito proprio per esprimere la passione che ho per i gatti, e i tatuaggi invece è una cosa che comunque mi appassiona da un po', nel senso anch'io ho dei tatuaggi, e è stato proprio in seguito alla quarantena, quindi a questo grigiore da quarantena, che ho avuto la necessità di esprimere qualcosa di colorato. 24 le modelle coinvolte in altrettanti scatti insieme ai loro gatti, per un progetto che ha anche una finalità benefica: acquistare cibo e dare cure veterinarie ai tanti gatti abbandonati in città. Può sembrare che i gatti, per chi non li conosce, per chi non li frequenta, siano un argomento che possa sembrare lontano, invece è proprio, per esempio, anche questo un soggetto che stimola molto la riflessione su quello che ci circonda e certi valori. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano. Benvenuti al Meteo, ecco le previsioni per domenica 16 agosto. In Veneto sarà una giornata con tempo stabile e parzialmente soleggiato, con qualche annuvolamento al mattino ed in serata. Sui rilievi nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci dal pomeriggio. Temperature in generale aumento, minime tra 17 e 23 gradi, massime tra 28 e 34 gradi. In Friuli Venezia Giulia sarà una giornata caratterizzata da tempo stabile e in prevalenza soleggiato, seppur con annuvolamenti nel corso del pomeriggio. Sui rilievi nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, temperature minime in aumento tra 19 e 24 gradi, massime stabili con punte di 33 gradi. In Trentino Alto Adige sarà una giornata irregolarmente nuvolosa, con deboli piogge alla sera, ma in genere di breve durata, specialmente nelle zone alpine. Temperature minime in aumento con estremi di 17 gradi, massime stabili tra i 30 e i 31 gradi. È tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento meteo. Ad accogliervi sarà Conegliano.